Amici bellini, eccoci qua, una nuova settimana che comincia con un martedì pazzesco come al solito e ci troviamo di fronte alla necessità di analizzare un pochino le parole di Spalletti di qualche giorno fa. Io non mi ricordo come mi chiamo e quindi non lo so quanto tempo fa ha parlato, sabato, lo sappiamo, e quindi possiamo tirare delle somme e fare delle ipotesi partendo dai presupposti, dalle cose che sappiamo. Cominciamo, dai. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, prima di tutto benvenuto Pietro Bomber. È un bomber, pure forse è auspicabile che il Napoli lo compri, però diventa complicata. Iscrivetevi al canale, sapete perché? Tra l'altro dovreste anche magari cliccare sulla campanella così le notifiche, perché qualcuno di voi, anzi tipo 9000 di voi, non siete iscritti al canale Telegram che trovate sotto in descrizione. Col canale Telegram non vi perdete neanche un video, perché ogni tanto mi arrivano messaggi privati anche su Instagram. Valerio Fluido dice: ma allora mi parli di questa cosa? Ne ho appena parlato, amico mio. Ti sei perso il video, ma non è colpa tua, è colpa di YouTube. Ma va benissimo, iscrivete, lasciate dei like così mi fate del piacere. E andiamo a sentire un attimo che cosa ha detto Spalletti. Gli hanno fatto una domanda finalmente molto interessante, che sono quelle là che piacciono a me, quindi ci mettiamo un pochino più di lato e ascoltiamo un secondo quello che ci dice. Allora, si parte con Fabian. Può giocare da tutte e due le parti. Noi vogliamo un centrocampo che palleggia, come abbiamo fatto vedere oggi. Vogliamo questo. Poi dipenderà un pochettino anche da quello che è la disposizione degli avversari, perché tatticamente qualsiasi squadra ha dei vantaggi per montarti addosso su una costruzione, ha degli svantaggi se li vai a mettere gli uomini negli interspazi fra il reparto e fra posizioni. Tra le linee. Si parla per questo di 4-2-3-1, 4-3-3 e via dicendo. Oggi per esempio noi abbiamo deciso, era un 4-3-3 perché c'era il vertice basso che giocava tra le due punte e palleggiava, perché si aveva bisogno di quello per il 5-3-2 che ha fatto vedere a Proverbio. Ti interrompo un attimo, Luciano, perché quando lui dice vertice basso tra le due punte, ovviamente parla delle due punte avversarie, quindi per questo lui parla di 4-3-3 con un vertice basso, che all'inizio era Demme, che si abbassava di più, con Bobotta che praticamente era nella sua verticale davanti a lui. Quindi faccio una rettifica delle mie considerazioni del video di ieri, dove parlavo appunto di questo 4-3 che non capivo. Il vertice basso semplicemente tra le punte avversarie, che poi erano comunque tutti indietro, quindi lascia il tempo che trova, poi lo devi vedere con le squadre importanti. A proposito, il Napoli si prepara la settimana contro il Bayern di Monaco, ci sarà un po' di riposo, forse si incontreranno a Castelvolturno, dopodiché si dovrà affrontare il Bayern di Monaco. Mamma mia, speriamo che abbiano raggiunto un accordo almeno di affrontare la primavera del Bayern di Monaco, qualche giovane che comunque ci possono fare il culetto, così lasciamo, vabbè, non fa niente. Ascoltiamo sempre per il fatto di Fabian, che è importante. Certo. Poi è chiaro che se giochi lì davanti la difesa non devi essere un portatore di palla, non devi essere uno che la trascina, per cui ci vuole uno che la fa viaggiare e che è veloce a fare questi 2 metri sotto le punte, questi 2 metri sopra le punte, in base a chi ha la palla, per ricevere direttamente o il triangolo, il rinterzo del centrocampista che è a giocare a metà strada. Possono fare tutte e tre. Anche Lobotka ha fatto una buona partita stasera, si è adattato bene nel primo tempo a fare la mezzala e poi fase difensiva rifaceva il mediano, e quando è uscito Diego si è messo lì a fare il play basso e l'ha fatto bene. Ma io vedo questa crescita continua, questa conferma di quella che è l'idea che mi ero fatto precedentemente a venire qui. Si è detto Fabian, poi si è detto Driss. Vabbè, arriveremo a Driss e anche a Lozano. Qua ragazzi c'è una mia preoccupazione. La preoccupazione di rivedere un atteggiamento ancelottiano troppo ottimista, positivo, nel pensare che questi giocatori possono fare un po' di tutto perché sono in grado di farlo, perché sono duttili, sono versatili, eccetera eccetera. Sì, ma anche no, perché abbiamo visto
che il Napoli dà il meglio di sé quando dà il compitino specifico a tutti, e quando lasci un pochino all'interpretazione ci sono le letture, e le letture sono per i top. Ora sicuramente Botta può fare sia il centrale davanti alla difesa sia la mezzala, Fabian probabilmente da mezzala meglio che dietro a tutto, perché se la trascina, ecco perché abbiamo il problema del trascinare, che lo ricordiamo, Fabian ci ha messo quasi tutto il campionato dell'anno scorso per arrivare, quando poi è tornato da infortunio, Covid eccetera eccetera, ad avere una certa continuità, ma la velocità certo non ce l'ha mai dimostrata. La velocità di pensiero magari delle volte sì, quando si veniva ad abbassare tra i difensori, non tra i difensori, diventava il terzo difensore, ricordate, e quindi bene però non benissimo, ed è per questo che probabilmente in quella zona di campo, dovendo perdere anche Demme per l'inizio del campionato, si parla, come vi avevo accennato, di 2 mesi, e tu parti con Lobotka Fabian, e quindi magari Lobotka è più svelto, si abbassa lui con Fabian davanti a lui, e però non hai veramente nessun sostituto, perché poi devi pensare ad Elmas, adattarlo lì, perché sappiamo che Elmas sta meglio un pochino sotto alle punte, trequartista o a sinistra o a destra come fa nella Macedonia, oppure, ed è un'idea che io sposo sinceramente, per la qualità del ragazzo, per la velocità, per la capacità di toccare il pallone e fare i suoi famosissimi, celeberrimi controlli orientati, lo potrebbe fare Zielinski a 2 a centrocampo, lo ha ribadito lui stesso, e a 2 a centrocampo lo abbiamo visto con Fabian, quindi un centrocampo rischioso nel Napoli iniziale di Gattuso, che tra l'altro vinceva tutte le partite finché poi non è successo lo scatafascio, prima col fatto dell'ASL che non abbiamo affrontato, dopo Atalanta-Napoli è successo un bel macello tra infortuni e cose varie. Quindi questa è la situazione del centrocampo, bisogna assolutamente, e speriamo che, volendola vedere in positivo, che questo infortunio metta il pepe nel sederino della società e si rendano conto che non si può sperare nel mazzo, sederino, mazzo, la buona sorte eccetera eccetera, perché è dietro l'angolo, capite? Cioè è uno scontro di gioco, una cosa, e lo perdi per tanto tempo, quindi non si può pensare che Fabian e Demme possano farle tutte, devi avere delle soluzioni all'altezza, perché Spalletti ripete sempre e continua a dirlo: a me questa squadra piace, se me li confermano tutti sono contento, ma serve una squadra forte, dice proprio una rosa forte, se vogliamo fare tutte le competizioni, altrimenti ce ne usciamo e speriamo che le altre si squaglino, non possiamo fare altrimenti. Andiamo a sentire di Mertens. Driss è la stessa in cui ha sempre giocato, punta centrale o sottopunta, perché poi è lì sotto che lui è bravo nell'angusto, nello stretto, nel traffico, a trovare la via d'uscita, la scappatoia. Poi dipende dal tipo di partita, dipende da che sviluppo ha contro quell'avversario, l'altro avversario, la partita, insomma, a quelli come Driss gli si trova posto, si va e gli si crea il posto per mettercelo, ecco. Senza dubbio. Lozano? Lozano, per quello che è la sua natura, lui preferisce giocare a destra. Poi è chiaro che nella parte opposta a quello che è il tuo piede naturale, spesso ci si ritrova a entrare dentro e la palla sul piede. Per lui ha fatto tanti gol anche a destra, per cui vero, andare a rimestare troppe robe, poi si rischia di fare un po' di minestrone, ecco. Mettiamolo nelle condizioni di esprimersi al meglio, tenendo di conto quella che è la sua natura e la sua volontà, insomma, ecco, non snaturiamolo. Benissimo, quindi lui ci conferma che Lozano, ma poi ci hai parlato a telefono, perché negli anni, in questi 2 anni, abbiamo sentito qualunque cosa su Lozano, no? Lui preferisce giocare a sinistra, nel PSV giocava a sinistra, nel Messico giocava a sinistra, salvo poi, trovate su questo canale l'intervista che noi abbiamo fatto al giornalista messicano Ivan Elenes, che ci ha detto no, quello gioca indipendentemente a destra e a
sinistra, basta che non lo mettete, magari può giocare anche prima punta, ma mettetegli a fianco un attaccante di un certo livello, perché altrimenti quelle poi è il problema. Quindi Lozano lui lo vede a destra, quindi alternarsi con Politano, e lì è l'unica zona dove noi veramente siamo tranquilli, perché tra Lozano e Politano come peschi bene, e quindi si tira la monetina e va benissimo, questo va benissimo. Quindi lui non vuole snaturare troppo, però mentre dici non vuoi snaturare, poi comunque Elmas un poco fa un po' di tutto, quindi questa è una cosa pericolosa. Di Mertens punta alla Totti oppure sottopunta nella zona Zielinski nelle partite in cui servirà più attacco, ovviamente lì lo vuole vedere, quando tornerà, come tornerà è chiaro, e quindi lui non lo pensa in questo momento come vice Insigne, cosa che Mertens può fare benissimo, oppure a destra dall'altra parte, dove però siamo affollati considerando anche un ass. De Laurentiis è una persona che sta attento un po' a tutto e per certi versi delega. È chiaro che bisogna andare a mettere a posto valutando più cose e più situazioni. Poi però deve rimanere una squadra forte, perché ci sono delle squadre forti, perché ci sono degli avversari di grandissimo livello, del nostro livello, e ce ne sono 7, e poi qualcuna viene sempre fuori durante tutti i campionati che diventa poi la rompiscatole, e quindi bisogna avere una rosa che tiene botta, insomma, e le valutazioni si fanno tutte, che ci sono più competizioni, che ci sarà la Coppa d'Africa dove mancheranno per 6 o 7 partite calciatori tipo Osimhen e Koulibaly. Le intenzioni sono quelle di arrivare là dentro, perché noi vogliamo arrivare fra le prime 4, le intenzioni sono quelle, non ci si nasconde, non si gioca a rimpiattino, si va fuori e ci si fa vedere. Quando si va in giro per il mondo ci si mette lì nel mezzo a far vedere che siamo arrivati e che ci siamo, insomma, ecco. Si vuol giocare le partite contro chiunque, e per questo ci vuole una squadra forte, una rosa forte. Vedi come ribadisce una rosa forte? Proprio perché quando parla di Europa, quando parla di andare in giro per il mondo, poi non puoi, per mantenere dei punti in campionato, e poi non puoi far giocare sempre gli stessi, perché poi alla fine rischi di romperli, rischi di spomparli, e ci vuole una rosa forte. Nella prendi, sei attento a tutto, bisogna stare attento ai conti, va benissimo, ma se tu mi chiedi, tu presidente, mi chiedi a me allenatore, mi fai andare in Champions League perché mi serve nei soldi della Champions League, io allenatore ti sto rispondendo pubblicamente sì, però la squadra che mi dai qual è? Perché poi adesso andiamo alla lavagnetta a vedere effettivamente qual è la squadra che abbiamo al momento. Iscrivetevi al canale. Sì, iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Sì, siete completamente pazzi? Completamente pazzi. E quindi, se la situazione è questa qui, poi lui accenna anche ai giovanotti, che però possono fare un salto di categoria, è complicato fargliene fare 2, quindi ragazzi non si può contare su Foloruscio, non si può contare nemmeno su Zanoli, che a me non dispiace, però è complicata. Andiamo a vedere tecnicamente quelle che sono le cose, e vediamo magari questa settimana di fare anche qualche live, perché voglio sentire la vostra opinione un po' dappertutto. Allora, lo facciamo proprio al volo così, perché chi se ne frega, lo facciamo proprio così. In porta, ragazzi, abbiamo la solita dicotomia, non so se è il termine adatto, ma abbiamo il solito dubbio: Meret o Spina, li mettiamo tutti e due, tanto non cambia molto, Meret o Spina in porta. Mentre sulla destra, inamovibile Di Lorenzo, con come suo sostituto ovviamente Malquit e Zanoli. Questa era una mia cosa di dire, se ci arrivasse un'offerta facciamo un pochino di cassa per Malqui e punta su Zanoli. Questa era una mia cosa, ma lo so che è complicata. Sulla destra abbiamo Manolas, che spesso si infortuna, e Rachmani, mentre sulla sinistra abbiamo Koulibaly, oggetto del desiderio di chi poi? Lo vorrei sapere se effettivamente lo vogliono comprare oppure no, a quale cifra, e Luperto,
Ora Luperto non ha fatto benissimo purtroppo neanche col Crotone. Può il Napoli ambire alla Champions League con Luperto? Come ultimo centrale magari sì, ma insomma non lo so, voglio dire, poi dopo uno si mette paura. A sinistra si parte con Mario Rui, purtroppo al momento con suo sostituto Ghulam infortunato. Questa è la situazione attuale. Bisogna comprare un terzino sinistro, lo dobbiamo ripetere, non lo dobbiamo ripetere. Nel centrocampo, qui ci mettiamo inizialmente Lobotka, perché al momento questo sarà. Fabian qui appena tornerà, e in questa zona ci cominciamo già a mettere Zielinski, che lo spostiamo poi dopo sotto punta. A sinistra consideriamo Insigne, perché non voglio sperare altrimenti, e a destra cominciamo a mettere Politano, visto che Lozano comincerà da infortunato. La situazione di Lozano, ragazzi, è complicata perché va valutata, non è un infortunio normale, interessa i nervi, insomma è una roba complicata. E in attacco l'altra certezza è il signor Osimhen. Come primo sostituto ci mettiamo Petagna, ci possiamo mettere anche Mertens qui, quindi questa è la situazione. Qui ovviamente ci possiamo accennare un as, ci possiamo accennare Elmas. Qui sotto punta ci possiamo accennare Mertens e ci possiamo accennare Elmas, anche un as, perché no? Se dovesse rimanere abbiamo queste alternative. Dopodiché da questa parte, signori, bisogna trovarne uno. Scriviamo Demme, perché Demme prima o poi tornerà, non è un infortunio super grave, e qui dobbiamo avere l'idea di un giocatore forte. Ci possiamo nel frattempo mettere Zielinski adattato o Elmas adattato. Insomma, questa è la situazione, signori miei. Ora dovete capire bene che i giocatori ci sono, però è chiaro che va in difficoltà se questa è la situazione, anche perché questi sono gli stessi che ogni tanto sono stati fragili mentalmente, ogni tanto sono venuti meno nelle partite importanti, ogni tanto hanno fatto l'ammutinamento, ogni tanto tra di loro vi ricordate ma ci dovevi andare tu, eccetera eccetera. Quindi se Spalletti riesce a fare il miracolo di farli di compattarli tutti e di farli giocare al 110% sempre, va bene, altrimenti serve a centrocampo un leader assoluto. Ecco perché si parla ancora di Koop Meiners, che è capitano, che è qualità, che è quantità, un giocatore che abbiamo visto contro di noi, fortissimo, un leader vero e proprio. Dovresti fare la spesa vera e andare lì con i soldi e prenderti. A sinistra, lo sappiamo, è il nostro proprio punto debole. In difesa abbiamo un po' di paura, legittima, perché comunque se arrivano le offerte, e resterà sempre il nodo Insigne da risolvere, perché comunque fare una stagione con Insigne, con il tuo capitano che non ha rinnovato, potrebbe essere un problema, ma non ci facciamo la testa, aspettiamo che Insigne torni a casa e che si mettano a parlare. Questa è la situazione, signori. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate in base a quello che abbiamo visto. Se Fabian si trascina il pallone qua non va bene, allora è capace pure che questa situazione qua la vedremo così, perché se lui si trascina il pallone è meglio Bobotta, che magari è più svelto nel girarsi, e allora Zielinski si deve un po' abbassare per occupare lo spazio tra le linee. Poi ovviamente quando hai la palla è un conto, quando ce l'hanno gli avversari ne è un altro. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Sono stati degli spunti interessanti di Spalletti, che un po' dice e un po' non dice, un po' dice che ci vuole la squadra forte, un po' dice mi piacciono questi giocatori qua, la paura, avevate paura di che qualcuno gli compra, si incatena per tutti, ha detto. Non penso che ti incateni per Malquit, frase fatta, l'ha ammesso, si incatena per quelli là fortissimi che dovrebbero essere dei punti di riferimento. Però ragazzi, anche i nostri punti di riferimento, lo stesso Koulibaly che noi adoriamo, lo stesso Mertens, lo stesso Insigne, spesso ci possono venire meno, e lì sono dolori. Da New York, Valerio Fluido è tutto, l'avevo già detto, sì, vabbè. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,